Ecco che questa è davvero l'autentica atmosfera delle feste. Ancora il nostro duo che ci accompagna all'interno della nostra cucina, che ha tutti gli ingredienti in regola, a partire dal camino dove c'è la zocca di Natale, che pensate doveva essere grande e grossa perché doveva bruciare almeno fino all'Epifania, e così la famiglia contadina avrebbe avuto anche dei facili guadagni e dei raccolti ottimi. Stefano Rubboli, il nostro artigiano del legno, perché falegname sarebbe riduttivo, che abbiamo incontrato proprio in apertura e che stava lavorando ad un pezzo di legno che probabilmente vedremo finito solo con il prossimo anno. Ma intanto vedo che lei ha fatto tantissime cose. Lei prende un pezzo di legno, quale tipologia, quali varietà, e poi lavora di scalpello. Sì, allora, innanzitutto si usano legni prettamente europei. Purtroppo italiano si trovano poche cose, se non qualche cosa di auto reperito, magari delle nostre campagne, così. E poi da quelli si stagionano, perché la stagionatura è fondamentale, deve essere più corto, più lunga a seconda dello spessore del tipo di legno. Se è un tipo di legno tenero si può stagionare più velocemente, se è un tipo di legno duro ci vuole più tempo. E poi da quello, quando è pronto, si fanno le cose che i clienti chiedono, oppure si fanno le cose che mi passano per la testa. Esatto, che l'umore suggerisce. Anche, ad esempio, gli oggetti portati qua ovviamente sono abbastanza piccoli e legati anche al tema, perché vedete la tavola è piena di drappi ed è vuota di piatti, ma tra un po' invece si riempirà, perché la Lea e tutte le sue colleghe stanno preparando una tavola che inneggia appunto a questo mese di gennaio, diciamo così. Però questi sono degli oggetti, un tagliere, tra l'altro quello è molto bello, sembra che anche questo che abbiamo messo qua sembra quasi un piccolo albero di Natale. E però lei fa anche dei veri e propri oggetti naturali e senza utilizzare degli incastri metallici. Soprattutto nei letti si fanno senza nessun tipo di metallo, tutto ad incastro, totalmente a incastro. Poi si fanno i mobili della nostra tradizione, soprattutto la nostra tavola romagnola, fatta come si faceva una volta, quindi con il legno stagionato nostrano, con tutti gli incastri che avevano una volta, e che è un tipo di mobile che si fa molto volentieri. Purtroppo non abbiamo storicamente tanti mobili nella nostra Romagna, perché non c'era una vera scuola, era una zona troppo povera. Qui tutti i contadini facevano la scuola del legno, erano loro che erano capaci di costruire tutte le cose che servivano in una casa, ecco. Allora, qui vediamo anche tantissimi oggetti belli che arredano la tavola. Egidio Miserocchi, lei è uno stampatore di tele fatte a mano, e questo ad esempio è uno stampo, e questo è solo un pezzetto del suo... intanto è tornata anche la Betta. Sì, ma io sono qua a godermi il calduccio, cioè posso anche stare qua tranquilla. Dopo il freddo della vigna io intanto mi sto godendo il camino. Esatto. Quindi. Lei, Egidio, quindi lavora tovaglie, sciarpe, tovaglioli, insomma un repertorio molto vasto. Utilizzando sempre la tecnica dello stampo battuto, che è cosa fondamentale per i stampati romagnoli. Si utilizzano questi stampi, solitamente di legno di pero, in questo caso c'è anche una presa, vengono presi, inchiostrati e battuti con un mazzuolo, e poi fissati, e vengono realizzati sulle vecchie canape questi disegni. Non sono molto tradizionali come scelta di disegno questi, infatti sono motivi che prima ho disegnato e poi... Ma questo fa capire che le tradizioni sono importanti, ma si può guardare anche al futuro. Bisogna rinnovarle, altrimenti questo è un morirebbero. fondamentale. Sì. E si procede in questa maniera. L'importante però, come dicevo prima, tessuto battuto col mazzuolo e stampi di legno. Quella è la cosa fondamentale. Poi naturalmente ci sono le procedure dopo, perché il colore tenga, i colori naturali, perché qui insomma la natura recita padrona, credo anche dalle tue parti. Credo anche Elisabetta. dalle mie parti. Tra l'altro io prima volevo fare un inciso, perché poi appena siamo arrivati, che stavamo allestendo, la cosa bella da dire è che, diciamo, tanto lotta allo spreco. Allora, quell'alberino di Natale lì è stato fatto con dei pezzi di legno che non sono stati tagliati di per sé, servivano, mi raccontava lui, per separare le assi di legno, quindi destinati alla spazzatura, e invece sono diventati un albero di Natale. Che tra l'altro girano, esatto. Guardate qua, lo potete mettere e mi come vi sembra pare. un bel messaggio. Allora,
arriviamo anche qui, prodotti naturali, abbiamo recupero, quindi questo è quello che ci accompagna. Gianna Giani, è lei che lavora al telaio e che file, che fa tutti questi tessuti bellissimi. Recupero dalla canapa della nonna, e questi sono sempre canapa che il maestro Miserocchi ha tinto con colori naturali, e poi si arriva anche questo che è un lino, e questo invece che è una lana sempre di recupero, messa su, lana di pecora proprio, messa su a telaio per realizzare un tappeto. Ecco, quindi anche questa è un'antica tradizione che si recupera. Viene tessuto poi in un antico telaio che era della nonna di mio marito, e quindi alla fine è tutto un recupero di cose che si avevano in casa, e per fare utilizzo poi, che poi dopo ci sono canapacci da cucina, sciarpe. E gli si dà nuova vita, e si dà nuova vita. Ecco, tra l'altro uno di questi tappeti lo abbiamo utilizzato per coprire la sedia su cui è seduta un'altra artigiana un po' particolare, perché lavora all'uncinetto, ma Fausta Penelope Conti non fa all'uncinetto le presine o le sciarpe o dei manufà, fa dei gioielli. Uno l'ho preso io prima perché mi sembra che faccia molto pendante, come si suol dire, e poi ecco, all'uncinetto che significa? Che lei prende un filo Sono fili di rame, praticamente sono 2 fili di rame, uno placcato argento e uno naturale, e li metto insieme perché mi piace che facciano l'effetto oro rosa, e poi dopo li lavoro, faccio una catenella, vengono distribuite le perle, e praticamente il lavoro è questo. Poi facendo il medaglione lo arrotolo poi tutto quanto, lo cucio, e continuo. Ma guarda, ma che idee che vengono, quindi all'uncinetto niente presine ma grandi gioielli. Qua abbiamo messo un repertorio, quindi spille, orecchini, collier, Petali. ma come le è venuta questa idea? La passione per la bigiotteria. Ecco, Non pensavo alla passione per l'uncinetto. l'uncinetto. No, vedi. Bene, allora siamo qua, proseguiamo. Lavoro, abbiamo ancora qua, dei sipari. sì, andiamo proprio nella tradizione più classica, che è quella delle teglie di Monte Tiffi. Maurizio Camilletti. Allora, intanto già qua c'è la piada sopra che si sta cuocendo, Questa, esatto. Ecco. In questo caso sto usando per scaldare la teglia sto usando una resistenza elettrica, anche se storicamente la teglia veniva utilizzata di più nel camino, nella stufa economica. Però seguendo un po' il filo che aveva lanciato Egidio, la tradizione non basta mantenerla, bisogna continuarla, quindi bisogna farla evolvere. Evolvere vuol dire anche affrontare i nuovi fuochi, le nuove sfide che ci vengono poste. Perché adesso il camino e la stufa legna in casa, chi ce l'ha? Invece per quello che concerne invece la sua fattura, le nostre teglie ancora vengono realizzate con le terre del posto, tutte manualmente, essiccate naturale, cotte in un forno a legna. Qui non abbiamo cambiato niente. Noi utilizziamo un manufatto che è stato messo in opera chissà quanto tempo fa, ma in questo percorso non siamo proprio soli, perché testi del genere, le teglie si chiamano anche testi, le troviamo in tutte le latitudini, no, del pianeta, quindi non è che le abbiamo solo noi in Romagna. Da noi il caso strano è che sono rimaste, però in altri paesi, in India dove fanno ciapati o tortille, si usano oggetti molto molto simili. In Italia è rimasto poco, oltre a questo troviamo le tigelle del modenese e i testi della lunigiana. Bene, e questa piada è già quasi pronta, non è che la striniamo facendo le chiacchiere? Sapevo. Non cuoce, ma là che cuoce. Che cuoce, ma là che Non è niente. Per fortuna c'è la Lea che sta procedendo a farne altre, a degli altri impasti, e ci ha raggiunto. Il suo compito sarà quello di riempire questa splendida tovaglia. Ma io volevo andare a curiosare un attimo, perché abbiamo iniziato con loro, ma hanno anche degli strumenti particolari, perché questa Giancarlo io la chiamo cornamusa. Sì, questa qui è una cornamusa. Voglio specificare questo. Io da bambino, quando andavo a Faenza, a Imola, mi portava mio papà, venivano i molisani e gli abruzzesi e suonavano la zampogna a chiave in do del Molise con la ciaramella. La ciaramella naturalmente è lo strumento solista che fa le melodie e quell'altro naturalmente riempie.
Poi il tempo è passato, allora adesso per mantenere la tradizione, cosa siamo? Siamo diventati tutti quanti etnomusicologi di fortuna, nel senso che, non so, lui fa lettere all'università, io insegno all'Accademia di Belle Arti, però dopo arriva Natale, devi fare la novena. Allora abbiamo comprato questi attrezzi, intanto questi qui sono degli strumenti a bordone, e lo strumento a bordone ha conosciuto un revival enorme dagli anni 70 in poi, no? Poi a un certo momento con gli etnomusicologi che sono andati a pescare, diciamo, questi beni immateriali che erano le musiche, le filastrocche, gli antiche danze, sono ritornati in auge queste cose. Quindi anche in questo caso la novena natalizia, che era scomparsa forse così per una decina d'anni, adesso è in mano a Oppi, Massimo con la chitarra e a me che ho comprato a Bergamo. Che lei mi ha detto non si chiama cornamusa, ma è un tipo di cornamusa perché ne esistono tantissime. Brava, allora... No, me l'ha detto lei prima. Sono fatto però, 2 più 2. segue la lezione, a me piacciono quelli che si ricordano. E allora, devo dire, cornamusa vuol dire albero, ma cioè, allora un pioppo non è un cipresso, e quindi praticamente in Italia abbiamo questa qui, del bergamasco, abbiamo la musa, solo M-U-S-A, nella regione delle 4 province, che sarebbe, non so, Pavia, Alessandria, Genova, e poi abbiamo la piva emiliana, abbiamo un costruttore famosissimo qui che si chiama Franco Calanca, e naturalmente anche lui, questi qui sono da dei reperti archeologici, hanno trovato un suonatore che fu interrato insieme con la sua piva, sono andati lì, hanno preso tutte quante le misure e poi naturalmente seguendo anche i crismi del mestiere, se per esempio qui hai bisogno del legno di bosso, qui hai bisogno del legno di pioppo, c'è tutta quanta una scienza qua. E poi dopo scendiamo giù, abbiamo la zampogna, il Molise, e poi ci sono altri strumenti come la surdulina in Calabria, ne abbiamo una decina in Italia e una ventina in Francia di strumenti a sciacca che si chiamano alberi, sì, cornamuse, però ognuno ha la sua definizione. Gabri, sai che il pane è quasi cotto? Ma sì, e anche il tempo è quasi sfumato, perché adesso tra un po' andiamo di cucina e quindi una pausa. Una pausa. A tra pochissimo.